L'assessore alla sanità sarà il dottor Gabriele Mimmo Risica, una persona con cui condividiamo gli ideali, le proposte concrete, l'idea di una sanità pubblica per il Veneto, l'idea di una sanità che riesce a ridare un valore importante alla medicina di prossimità. Gioca d'anticipo il candidato alla Regione Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, e presenta quello che sarà l'assessore alla sanità in caso di vittoria. Si tratta del dottor Gabriele detto Mimmo Risica. Il dottor Risica è stato cardiologo e primario all'ospedale di Venezia, volontario di emergency e medico soccorritore a bordo della nave dell'ONG Mediterranea Saving Humans, da cui è sceso 3 giorni fa. C'è questa privatizzazione strisciante che sta provocando dei danni enormi, sia per esempio una delle cose terribili è la demotivazione del personale. L'accentramento che c'è stato delle capacità decisionali ha fatto sì che il personale, in particolare il personale medico, ma anche il personale infermieristico, è totalmente disaffezionato dal servizio che sta facendo, dal lavoro che sta facendo. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente recuperare per cercare di migliorare il servizio sanitario. Manildo e l'assessore in pectore Risica si rifanno all'articolo 32 della Costituzione e dichiarano di essere orgogliosamente gli eredi di Tina Anselmi, fondatrice del sistema sanitario nazionale. Nel corso dell'ultima legislatura regionale abbiamo assorto a sostanzialmente una privatizzazione di fatto, liste d'attesa che si decurtavano solo per rinuncia alla cura o per ricorso al privato, e è fondamentale segnare un punto, dire che noi siamo per un'inversione di tendenza e che crediamo che il diritto alla salute sia e debba essere universale, sia la forma più alta di giustizia sociale. Noi su questo fondamento vogliamo costruire un'idea di una società del Veneto più giusta. Intanto a Napoli, al quarto congresso nazionale dei Giovani Democratici, la componente giovanile del PD è stata eletta segretaria alla padovana Virginia Libero. Alla presenza di Elly Schlein, la 28enne veneta ha ricordato come tocchi ai giovani democratici ricostruire la fiducia dell'elettorato.